Bella raga, ciao a tutti dal Commendone Veneziano, siamo finalmente pronti a fare il nostro giro del mondo comendiano. Avete visto c'è anche una presentazione un po' così, un po' più professionale, sto cercando di fare qualcosa di un po' più figo. E niente, prima tappa Tessera Fiumicino, poi ci sarà lo spoiler delle prossime tappe, ma intanto voglio dedicarmi alla prima Tessera Fiumicino, Venezia-Roma, 222 miglia. 29, mezz'oretta di volo e si comincia, raga. Allora, aspetta un attimo. Allora, metti in diretta, partiamo. Il giro del mondo comincia come la tradizione alle 8 di mattina. Ok, 8 di mattina. Qua però siamo con la 320 all'Italia e FR rivedi alta quota, però qua direi che è meglio fare. Ok, vediamo quale conviene di più in realtà. Beh sì, questa è anche una delle più belle secondo me. Ok, allora la prima parte sarà la presentazione di Venezia, quindi andiamo a vedere tutte, diciamo, i punti più belli, più importanti di Venezia con il drone e dopo comincia il volo. Quindi questo diciamo è il format comendiano. Prima parte facciamo vedere solo la città di partenza, quindi nel prossimo video ci sarà Roma e così via. Buono. Chiaramente l'ultima tappa del Giro del Mondo sarà a Venezia, quindi si chiuderà a Venezia, penso tra un bel po', spero. Ok, ci siamo, direi che possiamo andare ragazzi e niente, ci godiamo la meravigliosa Venezia. Goduti Venezia, siamo in 2K, tutto a cannone, oltre è chiaro ragazzi che non pensate, cioè, la fluidità comunque per quanto il PC sia incredibile, cioè, adesso è tutto sotto sforzo a cannone perché
dettagli ultra, 2K, cioè 4K neanche a pensarci, insomma. Cioè, comunque non pensate che sia la fluidità perfetta, quello è impossibile, però andiamo tranquilli adesso con tutto al massimo. Ed è tanta roba. Vabbè, adesso però io direi anche di concentrarmi un attimo sul volo perché stiamo cazzeggiando un po' troppo. Allora. Ok. Tanti mi hanno scritto di avviare il motore dopo il push. Per me non c'è nessun problema. Allora, tanto servizi di terra io direi. Tanto richiedo gli FR. E si comincia, ragazzi, inizia il giro del mondo. Sono abbastanza emozionato. Mantenere quota 12.000. Ricordo sempre che io comunque il mio obiettivo è il divertimento, quindi se volete il professionismo questo non è sicuramente il canale giusto, cerco di fare il possibile, ma sempre con il sorriso e con la voglia di divertirsi. Ok. Bene, qua devo attendere. Qua direi sempre. Noi abbiamo capito che sono importanti. Ah sì, perché è giusto da farlo io. Airbus Echo India, Delta Lima Sierra cleared to Fiume Airport as filed. Take off runway 4 right climb and maintain 12,000 feet. Taxi. Departure on 124 decimal niter 25 squawk 6332. Airbus Delta Lima Sierra read back correct. Contact ground on 118 decimal 25. Non ce lo me ne ricordo mai, sono una pippa obesa, scusate. Qua andiamo così. Allora, se... Posso chiedere qualcos'altro? Ok, almeno che carichiamo i passeggeri. Buono. Ora aspetto per l'avviamento del motore. Eccoci qua, la nostra l'Italia. Sono le 8 di mattina. Servizio di catering, facciamo tutto fatto bene, quantomeno ci proviamo. Abbiamo messo anche il traffico di terra di più, traffico in aeroporto al 50% mi sembra, e anche le macchine, i traghetti che lavorerà. E servizio bagagli, vediamo se possiamo, perché tante volte non possiamo. Ok, perfetto. Intanto noi possiamo fare questa. Ok. Cioè adesso io non so voi sinceramente, però per me la differenza visiva è paurosa tra soprattutto il 1920, il Full HD e il 2K. Cioè è pazzesca. Ok. Taxiing hold short runway 4 right via taxiway Mike Zulu cross runway 4 left Alpha Airbus Delta Lima Sierra. Va bene. Ok, servizio a terra. Possiamo disconnettere. Ground Airbus Echo India, Delta Lima Sierra, could you please disconnect the jetway from the aircraft? Ok. E richiedi il push. Ground Airbus Echo India, Delta Lima Sierra requesting pushback. Adesso vediamo così, visto che mi ha dato... Ora vediamo la sterzata. La sterzata teoricamente a destra. Ground Airbus Echo India, Delta Lima Sierra requesting pushback tug to steer the aircraft to the right. Io sto monitorando anche le temperature, siamo su 64, che è pochissimo. Va bene.
il traffico devono aumentare perché non c'è cazzo, non c'è un volo in partenza e in arrivo. Sì, non sarà un pushback lungo perché preferisco dopo girarmi io, sinceramente, per come mi gira lui, secondo me non è fatta benissimo. Io per carità magari sbaglierò qualcosa, però cioè portarmi un po' avanti e dopo sterzare. Però vabbè, licenze poetiche. Ok. Vabbè, io sono anche a posto così. Ground Airbus Echo India, Delta Lima Sierra requesting the end of pushback. Ok, adesso diamo a lui le comunicazioni radio e qua avviamo il motore, così facciamo le cose fatte bene. Ok, ciao e ciao. Ok, adesso aspettiamo qua il nostro caro amico copilota. Andiamo e andiamo, calma. Adesso lo so che sono in registrazione del Giro del Mondo e faccio le stronzate, cioè sono famoso per questo. Mamma mia, aspetta. Ok, aspetta che togliamo questo che mi sta sui maroni e cominciamo. Mi sembra impossibile poterlo vedere tutto al massimo senza comunque problemi. Cioè, adesso ripeto, non so dopo per voi, però per me cambia tanto, cioè le ombre, l'acqua, cioè veramente mi cambia tantissimo. Certo che per avere la fluidità massima queste in 2K con Ultra ci vuole ancora un po'. Diciamo che è fluidissimo, però è chiaro che qualche scattino ce l'hai ogni tanto, cioè questo era chiaro. Sto provando altri giochi, Red Dead Redemption, Euro Truck, tutto in 4K, ciao. Va tutto perfetto. Cioè, il problema è l'unico vero difetto, a parte altri problemi, vabbè, aeroporti che non ci sono, che metteranno a pagamento, robe così, per il discorso della parte militare, è che non c'è il traffico. Cioè, io non ho traffico qua. Cioè, questo non ha senso. Questo purtroppo non ha senso. Ecco, c'è da dire che se non registro, cioè quando diciamo vado tranquillo normalmente, che mi faccio un volo senza registrare, allora là non ho neanche il minimo scatto. Ok. Ho provato anche a New York, è andato perfetto anche a New York, che è sempre un banco di prova importante. Bene. Sono curioso di vedere l'aggiornamento di 79 giga. Lo sto aspettando. E inizia, ragazzi, il nostro Giro del Mondo. Prima tappa, Venezia-Roma. Tanti anni fa abbiamo iniziato il primo Giro del Mondo con, vabbè, aerei militari, vaneggi, col Medi, col Piada, con Saburo, col Bode. Adesso è tutta un'altra storia, tutto un altro simulatore, tutta un'altra grafica. E un Cume leggermente più esperto, ma di poco, Lo dico già che non so di essere comunque una pippa in ogni caso. Non mi permetto di essere come i pro. Tanto so che oggi che il volo è importante lo sbaglio, lo so. Su.
Allora, 1 Going to e su. 124.925 Airbus Delta Lima Sierra. Milan Center Airbus Echo India. Delta E Lima andiamo a Sierra. sistemare qua. Through 2,000 feet for 12,000 feet. Buon, perfetto. Airbus Echo India. Delta Lima Sierra Milan Center. Continue verso Charlie Hotel India as planned. Altimeter 29.72. Aspetta, abbasso un po' perché se no non mi sento minimamente. Ecco qua per me, non so per voi ovviamente, ma per me la differenza è abissale. La profondità, tutte le diciamo seghettature che non vedo più neanche sull'Airbus, è proprio per me è pazzesco. Ok. Perché devo sempre fare le cagate? Grazie. Ok, andiamo su. Madonna, sta andando su tanto veloce però. E questa è una cosa un po' da rivedere, eh? Mi sembra un po' troppo veloce l'amico. Una volta che ci stabilizziamo un attimo torniamo in esternazza, eh? Tanto siamo sempre sui dai 64 ai 66 gradi. Scusate se parlo piano ma sono le 3 di notte. Ho avuto un po' roba da fare, ho installato un sacco di robe. Guarda che allora con l'SSD esterno ci ho messo 6 ore a installare Flight Simulator. Con il PC nuovo e gli hard disk e SSD super veloci ci ho messo 1 ora e mezza, cioè non so se mi spiego, ecco. Quindi è un po' importante l'SSD, leggermente raga. Buono, dai. Adesso una volta che ci stabilizziamo in rotta, solo che porca miseria non c'è un po' di traffico in questo momento. Allora penso che nelle prime 5 rotte ci sarà già qualcosa fuori Italia, che non abbiamo visto. Adesso vediamo, sarà un giro un po' contorto, nel senso non seguiamo una linea, diciamo, corretta, andiamo un po' a mio estro, quindi pensate un po', insomma, i vaneggi che ci spareremo. Mamma mia, incredibile. Per anche le nuvole la differenza è un altro gioco per me, ripeto, non so per voi, perché è chiaro che perde tanto comunque dopo con l'editing e tutto. Facciamo un po', sto parlando piano, spero veramente di non avere problemi dopo con la registrazione, che magari, boh, per carità, ho letto dei commenti che ho il vocione purtroppo, quindi insomma mi si sente, però sono le 3:30, posso urlare. Eccolo qua, questo è il volo. Non c'è bel tempo, infatti è bruttino anche qua. Anche piovuto un po' oggi. Oh, nonostante tutto si è ghiacciato bene. Scusa, cosa è successo? Ok. Oh, si è ghiacciato comunque, oh, ma cazzo, ma... Boh, non capisco sinceramente. Io ho messo le cose però. 260. Ho messo l'antighiaccio, boh. Devo capirla sta cosa, probabilmente non l'ho mai fatta, quindi devo un po' capirla. Ora ci staremo molto poco, penso. Vediamo un po' l'esternazza. Infatti, godiamocela un attimo. Ecco, la differenza abissale è proprio l'orizzonte, beh, comunque anche le texture del terreno cambiano molto. Vabbè, io sono ghiacciato, non so il perché. Bene, ma mi fa piacere sta cosa, mi dà un senso di gioia. Ok, cosa avevo detto? Aspetta, non ho neanche letto. 260.
insomma, così abbiamo visto il Ponte di Rialto, il Canal Grando, la Giudecca, San Giorgio, vabbè, Piazza San Marco ovviamente, tutta la riva dei Schiavoni, Punta della Dogana. Non potevo far tutto, raga, perché sennò vengono fuori video veramente eterni e dopo anche la canzoncina comincia a diventare un po' pallosa. Mi piace tanto teniamo quella, poi in caso la cambiamo, però per il momento mi piace quella, poi valuteremo comunque. Ok, siamo in discesa, però che faccio? Sto qua scende come un porco, speriamo bene, se vado meglio, diciamo che sui frame, diciamo che sto sui 50 comunque, rispetto ai 40 di tutto alto in Full HD, cioè è pazzesco. Sto notando il processore, diciamo adesso va dai 65 ai 69 come temperatura. Ok, ecco una cosa che amo, lasciare al copilota tutte le ciaccole, mamma mia. Parla te, fai te. Andiamo, ecco la mappa mi interessa. Ok, siamo giusti, dai. Mamma, da qua fa impressione, raga. Fa impressione. Comunque si è sghiacciato, almeno meno male. Manca poco ormai, siamo arrivati. Ci siamo. Tra poco iniziamo l'approach. Bella giornata, l'ho maneggiata anche bene, un buon inizio di giro, ma la prima tappa insomma è sempre un po' così. È un prologo, diciamo. Nella prossima ci godiamo Roma col drone, non vedo l'ora, proprio perché ha tanti punti comunque importanti. È chiaro che per me Venezia è Venezia, però sicuramente Roma non è una schifezza. E dopo adesso vediamo, sto valutando, ma forse già la prossima usciamo dall'Italia. Sarà un mix, non c'è tipo Roma, Venezia, Napoli, Bari, cioè sarà molto pittoresco il tutto. Quindi non preoccupatevi che i vaneggi non mancheranno. Ok, noi andiamo adesso in approach, adesso appena fa la viratona. Io ho già fatto un atterraggio a Fiumicino, non mi ricordo però se l'ho fatta in video o no, sinceramente. Ho un piccolo dubbio amletico. E vai. Vai che ci siamo. Noi chiaramente abbiamo già il carrello tutto acceso e lo sapete, raga, il cuore vuole stare tranquillo. Allora, lucette, qua vabbè, dovremmo esserci teoricamente. Vedo cose che non ho visto quando ho fatto l'atterraggio l'ultima volta. Cambia tanto anche, cavolo, cioè ci sono molti più edifici, cazzo, con tutto l'autogen, diciamo, quando aumenti la definizione. Pazzesco. Vabbè, sono solo aspettare. Airbus Delta Lima Sierra, you are 900 miles south of Fiume. Contact Fiume Tower on 123.725 when inbound on the approach. Ok, tutto rego, ecco, adesso ve lo posso dire. Quando faremo live su Flight Simulator ci sarà un punto dove io non seguo le indicazioni finché non sistemano dell'ATC, perché io tipo circa, raga, quando siete a 54 miglia e lui vi spara ancora un livello di volo, insomma un piano di volo 200, quindi cioè non ha senso, quindi
assolutamente. Io tipo verso le 50 miglia ho cominciato la discesa, diciamo, quella bella aggressiva, tra virgolette senza l'autorizzazione, perché si bugga purtroppo, ogni tanto si bugga, cioè così. Mamma mia, spettacolo però, eh. Cleared to land runway 34 left Airbus Delta Lima Sierra. Cioè io queste cose non le ho viste, raga, mamma mia. Tutta roba questa che puoi vedere grazie alla grafica ultra. Devo fare un po' di screen, raga, che lo sapete. Pensa in 4K, come, chissà, magari, belle, forse le 3000 ci arriveranno. Però, sinceramente, spendere 1500 euro solo per una scheda grafica sembra alquanto difficile. Cazzo, c'è un po' di vento, eh? Che spomi, c'è vento sì a Roma. Porca miseria. Roma è di qua. Nel prossimo video ce la godiamo, ma so cazzi, eh. Vento c'è. Palle. Vabbè. Tocca a noi. Oh cazzo. Ho dovuto farlo, ragazzi, che sfiga, oh. Che sfiga. Mi sono partiti i pulsanti, ogni tanto capita. Pazzesco. Primo è incredibile. Cosa avevo detto? La prima tappa con un atterraggio, diciamo, non proprio al top. Tanto vento comunque. Buono, buono comunque. Buono comunque, dai. Si sono proprio buggati i tasti, che sfiga, ragazzi. Guardate che roba. Capita, purtroppo a volte capita. Ok, manco male. Ci è andata bene lo stesso, dai. Airbus Delta Lima Sierra turn next taxiway. Ci è andata di culo lo stesso. Airbus Delta Lima Sierra contact ground on 122.125. Buono, è andato il primo. La prima tappa è andata, ragazzi, con un piccolo brivido perché vento più tasti un po' incoglioniti. Bene. Ok, allora adesso suolo verso il gate. Vai, andiamo al gate. Airbus Echo India, Delta Lima Sierra taxi to gate 708 via taxiway Alpha Delta Alpha cross runway 7 Alpha Mike. Bene, fa piacere. Mamma mia che paura. Oh, l'avevo detto però, prima volta che capita proprio con la tappa importante, cioè pazzesco. Bellissimo l'aeroporto di Fiumicino, è stupendo, l'unico problema è che sì, il traffico, ragazzi. Cioè, c'è un traffico importante, ho messo un traffico quasi massimo. Adesso si è sbaggato anche, incredibile, proprio nel momento dell'atterraggio. Livrea molto semplice ma sempre affascinante. Buono, sono molto soddisfatto, comunque alla fine è stato un atterraggio un po' più manuale, diciamo, tra virgolette. So che i puristi sono contro tutto quanto in full manual, ma non voglio schiantarmi. Il traffico, vogliamo il traffico. Ci sarà il nostro amico. Aspetta, mettiamo, ecco, ci mettiamo più vicini così lo possiamo vedere meglio.
Ah, non c'è. No! Non c'è il nostro amico, ma sei uno stronzo allora. Peccato. Sciopero. Sciopero a Rome. Bene. Sta buono, ogni tanto fa ste robe. Sì, sicuramente sarà qualche cagata mia, però. Bene. Richiedi i bagagli, adesso li troverà. Vediamo se li trova. Ground Airbus Echo India, Delta Lima Sierra. Could you please send the baggage? Airbus Echo India, Delta Lima Sierra. Perché? We don't know where the baggage is. E non li trova. Ma... Fiume Ground Ah, Airbus si è Echo già collegato da Delta solo. Lima Sierra. Could you Perfetto. please send the catering truck? Raga, la prima tappa è andata, direi molto bene anche. Arriviamo Is on the road. con un bel clima. E non vi voglio spoilerare ancora la prossima tappa. Comunque l'unica cosa certa è che partiamo alle 10 di mattina. Le partenze sono alle 8, alle 10, a mezzogiorno, alle 2, alle 4, alle 6 e alle 8 l'ultimo. Quindi una notturna la facciamo, poi con l'ultima delle 8 ripartiamo alle 8 di mattina. Ne facciamo una di sera, però il resto voglio fare di giorno, se no non si vede un cazzo. E niente raga, ho saluto il comandone veneziano, guarda, veramente sono soddisfatto. Niente, spero possa piacere questo nuovo giro del mondo cumendiano, e ce la metto tutta per fare dei video decenti, e se avete qualche, diciamo, suggerimento lo accetto molto volentieri. Alla prossima, ciao!